Vi dico qualcosa di me, oltre che essere appunto un compositore di colonne sonore, sono anche un musicista che appunto faccio delle serate di musica dal vivo, un collaboratore a livello pianistico con diversi cantanti, con la quale giriamo il Triveneto e non solo nei vari locali, faccio serate di musica New Age. Riesco a permettere di avere, diciamo, una notevole visibilità per il pubblico, perché ovviamente ricopro diversi ambienti musicali, dal ristorante, appunto, al film, alle colonne sonore di cortometraggi, documentari e quant'altro, pubblicità, musica per i matrimoni abbinati ai film. Insomma, seguiamo un po' tutto quello che è l'iter musicale. Cerchiamo sempre di essere professionali, ovviamente, e umili soprattutto. A questo lavoro qui ci sono anni di studio, ci sono anni di corsi per capire come fare, cosa fare. Ti tocca fare musicare una scena dove dura un paio di secondi e tu esattamente in quei paio di secondi devi cercare di dare il meglio di te. Ci sono tante persone da cui ho preso spunto, che ringrazio, perché senza di loro ovviamente non sarei nessuno. Diciamo che nel 2015 ho avuto il piacere e anche l'onore di poter vincere il concorso di piano bar a livello regionale. Con altri registi abbiamo avuto la fortuna di poter portare la nostra musica, diciamo così, insieme ai cortometraggi, insieme ai film in giro nel mondo. Dunque sono soddisfazioni, perché ovviamente quando la tua musica arriva oltre ai confini è sempre un piacere e speriamo di poterlo fare anche con questo cortometraggio.